un racconto che racconti qualcosa che è veramente valoriale, che soprattutto riguardi il sacrificio e la solidarietà. Sacrificio e solidarietà che da sempre contraddistinguono gli alpini, che coniugano la forza dell'organizzazione e la praticità negli interventi alla sensibilità per il prossimo e per l'ambiente. Ne è la prova il concorso letterario che da quasi 30 anni organizzano e che trova nel pomeriggio che precede l'Epifania ad Arcade la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Parole attorno al fuoco, il titolo, che spiega perfettamente quali anime profonde si celino sotto il cappello con la penna. E anche quest'anno oltre 60 iscritti, tante persone da tutta Italia hanno partecipato al nostro concorso che rassoda e consolida proprio lo spirito alpino della cultura. Per la cronaca il primo premio quest'anno è stato assegnato a Chiara Chiaburdini di Pordenone con il racconto Edelweiss, mentre Mirna Bonomi di Bergamo con i racconti della nonna si è aggiudicato il premio speciale Rosa d'Argento Carlo Tognarelli. Ma sono stati tutti soprattutto racconti d'emozione, come ha sottolineato il neopresidente della giuria, il giornalista, storico e scrittore Sergio Tazzar. Emerge la passione per la montagna, emerge la passione per la socialità, emerge la passione per l'umanità.